sorprese di un bello. Voglio raccogliermi nei miei pensieri, soprattutto quelli più belli che mi ispirano. E guarderò le coste con la profondità del mare. Cercherò di cogliere un'ispirazione. Là di fronte Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio si estende nell'insenatura tra la spiaggia della Caldura, là, e la punta di Finale di Pollina, la parte di là. Vedo e ammiro tutto questo verde, mi dà tranquillità. Il paese è molto piccolino e a quanto ho capito ha più di forse 250-300 abitanti, non di più, non credo, pochissimi. Addirittura mi sono un po' documentata e so che alcuni studiosi pensano che questo posto sia nato ad opera ovvero sia stato colonizzato da Lombardi, precisamente da milanesi. Che poi tu vedi, ti siedi qui, questa parte dove sono io è proprio all'ingresso, finisce la salita e c'è già ci sono queste panchine, c'è anche la fontanella qui, dove dietro di me, vedete? Questa parte qui è carinissima, è bella, è decorata, insomma, con i vasi e tutto quanto, la natura. E questa terrazza qui, che vedi che il mare è lì, con questo colore stupendo. Il nostro sguardo che è catturato da tutto questo. Sant'Ambrogio si adagia su questa terrazza, una magica terrazza. È magica perché mi dà la possibilità di vedere questa abbondanza di bellezza incastonata fra i monti delle Madonie, la costa. È magnifico, magnifico. Io adesso mi seggo qui e voglio raccogliermi nei miei pensieri, soprattutto quelli più belli che mi ispirano. Voglio fare proprio così, quindi alternerò, guarderò la profondità, guarderò le coste, guarderò la profondità del mare, guarderò la natura, gli alberi, magari cercherò di cogliere un'ispirazione. È magnifico! Lì eravamo sulla terrazza al Belvedere, questa invece è la scalinata, vedete, che porta alla spiaggetta. Quindi la spiaggia grande, la spiaggia piccolina, si percorre questa scala qui. La scala è lunghissima, si scende di là.
qua sono immersa nella montagna, giù mi vedo la costa, la spiaggia, il treno che sta passando, non so se si è visto. E che dire, che dire se non magnifico, ci sono dei posti bellissimi dove si può stare davvero bene. Ah, un'altra cosa, è salendo questa lunga scalinata, quando si è stanchi dalla spiaggia, c'è anche qui, qua, vedi, un piccolo ristoro, ti puoi sedere e riposarti, e riposarti. Scogli così grandi, tuffati in quell'acqua così colorata. Tutto ciò ispira, fa stare bene. Sì, sì, tutto ciò fa stare bene, ci fa dimenticare per un attimo le fatiche, i pensieri. Alla spiaggetta non sono mai andata e io vado a vedere, valuterò se prendere ombrellone, tutto ciò che mi serve per il mare e andare a fare un tuffo in questo magnifico, luccicante, brillante mare. Vi fa venire l'entusiasmo. Sì, è magico, questa è magia. Ci sono delle stradine ben curate. È bello vedere il melograno qui, le pianticelle, i vasi. Questa stradina qui, per esempio, è abbastanza curata. Vedete le cose che mi colpiscono tanto qui, queste tegole, questo bougainville bianco che è molto bello. Guardate, quella finestra lì. Io ricerco questi posti così, penso che non sia solo mio questo bisogno, un posto dove poterti ritrovare senza la frenesia del fare, le pressioni sociali, personali, eccetera, eccetera. E quindi trovare questi posti quindi, che ti danno questa possibilità ci fa bene. Ecco perché mi piace condividere. Abbiamo trovato posto dove parcheggiare, si fa la salita, si entra nel paese e poi al di là c'è una salita, c'è scritto parcheggio e si può parcheggiare, così poi tranquillamente per chi volesse venire in questo magnifico, splendido posto ha dove parcheggiare. Quindi ora vediamo che cosa c'è. Intanto saluto questi bei fiori qui. Da qui già si vedono le casette, i tetti, il mare. Io ho preso una salita così ripida, è proprio di campagna, è bella. Qua ci sono i fico d'India che mi piacciono tantissimo. Non so se si vede, è una salita che sicuramente porterà nelle parti più interne della montagna. Ti puoi perdere ad esplorare. Saluto tutti quanti, vi ricordo di iscrivervi al canale Dico, Faccio, Creo Gabriella, che sono io. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, anzi anche più di uno, no, più di uno non ne potete mettere, non vi è consentito, quindi uno. E vi dovete ricordare di iscrivervi perché mi smarrite. YouTube non vi farà più trovare me che vi esprimo quello che mi viene,
quello che mi ispira. E quindi come si fa? Come farete senza di me? Ce la farete? Dai sì, ce la farete, quindi iscrivetevi così vi ricordate, ok? E vi aspetto per il prossimo video, in genere è tutte le settimane, tranne che a volte qualche settimana va così a vuoto perché digitare un filmato non è così veloce. Vi ricordo di sorridere, sorridere sempre, sempre, sempre. Vi saluto tutti quanti.